Benvenuti al Giro del Mondo in 80 giorni, a cura di Radio Nostra, ogni martedì sera in diretta streaming dalle ore 21. Allacciatevi le cinture. Si parte. Buon ascolto. Eccoci qui, buonasera a tutti, 23esima puntata del Giro del Mondo in 80 giorni di Radio Nostra. Con me è tornata nella navicella Rossella. Ciao Rossella. Buonasera Gianluigi, buonasera a tutte le persone in ascolto e buongiorno, buona mattina, buon pranzo, buon non so cosa a tutti quelli che ci ascolteranno in podcast. Bene, salutiamo anche Roberto e Davide che erano i nostri stagisti, no, delle ultime due puntate. I nostri stagisti che li sentiremo anche più tardi, saranno anche nostri ospiti. Siamo partiti un po' in ritardo perché è saltato un collegamento e vediamo se riusciamo ad inserirlo. Intanto ci ascoltiamo di Andrea Rana, Immagini del mondo. E intanto vediamo Andrea Rana che sarà poi il nostro ospite. Ascoltiamoci Immagini del mondo. Casualità, genio, follia, domande vuoti a perdere. Dove si va? Qual è la tua idea? Rifugio fra le stelle. Tu dimmi come fai a giocare col tempo e a godere quando ci si muove un po'. Dimmi come fai a capire il senso di una vita in mezzo secondo. Ho mille immagini del mondo che non voglio più lasciare andare. Ho sogni liberi nel petto che mi fanno respirare. Sono come un vagabondo, più con la testa che coi piedi, e mi ricredo in quel che vedo e ti rivedo in quel che credi. Immensità, respiro apnea, cosa rimane in fondo? La verità non è una poesia da recitare in piedi. Tu dimmi come fai a giocare col tempo e a capire quando ci si muove un po'. Dimmi come fai per godere il senso di una vita. Basta un secondo. Immagini del mondo che non voglio più lasciare andare. Ho sogni liberi nel petto che mi fanno respirare. Sono come un vagabondo, più con la testa che coi piedi, e mi ricredo in quel che vedo e ti rivedo in quel che credi. Via da qui, oltre la notte, ogni istante resta appeso lì. Via da qui, in pieno mare aperto.
sogni liberi nel petto che mi fanno respirare. Sono come un vagabondo, più con la testa che coi piedi, e mi ricredo in quel che vedo e ti rivedo in quel che credi. Se ci credi, se ci credi. Se ci credi, se ci credi anche. Andrea Nana, immagini dal mondo. Sveglia! Oh! Come ti senti? Ma come ci siamo finiti qua? Ma questi stanno proprio fuori, guarda, davvero. Sì, avranno esagerato. Beh, dai. questo Tieni prosegue. Aiuto, attenzione! Allora, Rossella, oggi abbiamo problemi con le linee, non solo quella esterna, ma anche quella nostra interna. Comunque noi andiamo avanti dritti e casomai rimediamo poi alla fine. La nostra mongolfiera va nonostante tutto quanto quello che può succedere. Allora, Rossella, prima ospite dovevamo avere Sami Abouamar da Gaza. Avremmo dovuto averlo. Avevamo pensato di dedicare un po' più di spazio Esatto, a Gaza e quindi al posto del solito breve messaggio di fare una chiacchierata con Sami. che l'abbiamo sentito anche per 5 secondi. 5 secondi netti. Il tempo che lui chiedesse a noi come stiamo, che Sì. suona abbastanza, sì, così, insomma, ci mette un po' a disagio, diciamo. E purtroppo le linee internet, come tutto il resto, a Gaza stanno funzionando malissimo. E avremmo voluto chiacchierare un po' con lui, farci raccontare un po' le novità, se ce ne sono. Per quanto abbiamo capito noi, non ce ne sono, nel senso che le persone continuano a morire sotto i bombardamenti. Uno dei tantissimi problemi è che ci sono delle milizie probabilmente ben pagate filo israeliane dentro Gaza, per cui ci sono degli scontri e comunque ieri c'è stato un bombardamento, sono morti 10 palestinesi, non fanno neanche più notizia. È vero che col mondo che abbiamo, così che sta andando abbastanza a rotoli, però Gaza purtroppo è sempre lì con i suoi problemi, insomma. Doveva esserci la fase 2, se non sbaglio doveva cominciare a gennaio, la fase 2 non sta cominciando niente, quindi case non ce ne sono, anzi stanno continuando a demolire. Era stato demolito circa l'80% del patrimonio edilizio e adesso stanno continuando a demolire. Continuano a derivare col contagocce gli aiuti. Era una zona dedita ad agricoltura e allevamento, specialmente di polli, e adesso ovviamente tutto questo non è più possibile, quindi contano solo su quello che entra e quello che entra è sempre col contagocce. Quindi la malnutrizione fra i bambini è molto alta, ovviamente questo li espone a malattie, è molto più facile che si ammalino. Uno degli ultimi problemi in ordine di tempo sono gli insetti e i topi, nel senso che non funziona niente, non c'è una raccolta dei rifiuti, le fognature sono saltate, l'acqua potabile c'è solo in alcune aree, se in non altre c'è, no. se non c'è ancora il piano di ricostruzione, perché siamo ancora fermi a dicembre, no? Sì, sì. Non c'è neppure un inizio di portar via le macerie. Questo significa che ci sono chissà quanti corpi sotto, Sì. perché oltre ai 72.000 morti di cui si è potuto tener conto e che hanno avuto una sepoltura anche se molto così veloce in fosse comuni,
ma chissà quanti sono i corpi sotto alle macerie, e anche quello non è ancora stato neanche iniziato. Non ci sono, non c'è No, è niente in tutto fermo sostanza. ancora, gli aiuti sono ancora fermi, cioè entrano pochissimi mezzi per, per gli aiuti, e il fatto che sembra che tutto vada bene, perché non se ne parla? È tutto là. Perché non se ne parla, bravo. Adesso abbiamo un altro conflitto dove appunto l'interesse si è spostato. Per quanto riguarda poi Israele, l'interesse si è spostato più a nord con la Cisgiordania, no? Eh sì, certo, e cercheremo anche lì di avere qualche testimonianza diretta. Una delle cose gravi e che hanno destato nazionale è che in Cisgiordania è stata, in Israele diciamo, è stata approvata la pena di morte per impiccagione, che è un modo particolarmente odioso, sono tutte odiose le messe così a morte, ma solo per i palestinesi che venissero accusati di attentare alla sicurezza di Israele. È una legge chiaramente molto illiberale, perché non puoi fare una legge di cui sono destinatari solo un gruppo etnico e non un altro, in sostanza. E Israele è stata molto criticata per questo, e poi è molto vago il discorso di avere il sospetto che stessero attentando alla sicurezza dello Stato. E vedremo, qualcuno dice ma l'hanno fatta così ma non l'applicheranno mai. Non metterei la mano sul fuoco visto come stanno andando le cose. Quindi se vogliamo parlare comunque delle imprese di Israele, in questo periodo, oltre che si stanno prendendo un pezzo di Gaza perché hanno messo sta linea gialla che dovrebbe essere un cuscinetto di sicurezza, ma in realtà si stanno mangiando altri pezzi di una terra che è già molto piccola, e stanno anche conquistando il sud del Libano. C'è una Sì. enorme quantità, adesso non ricordo quanti sfollati, e anche lì demoliscono sistematicamente le case, per cui hanno demolito interi villaggi, e, e niente, e così. E non parliamo dei bombardamenti in Iran. Sì, che poi ne parliamo anche col prossimo ospite, faremo qualche accenno anche su quello che sta succedendo in Iran. E niente, vediamo se per martedì prossimo riusciamo a fare il collegamento. Allora, con Sami dobbiamo fare il collegamento nel pomeriggio, perché là sono 1 ora, 2 ore avanti, no? E dopo un certo orario l'internet proprio cade giù a picco, quindi non si può fare la diretta, non si può fare vediamo se martedì prossimo siamo più fortunati. Anche perché vanno con il sole, cioè dormono, dormono presto e si svegliano presto, perché la maggior parte di loro sono nelle tende, quindi seguono il ritmo del sole, ecco, quindi ci riproviamo. Ci riproviamo. Allora, nella tua mente il prossimo brano di Andrea Rana, già messo più volte, l'abbiamo anche già sentito questo brano, ma siamo felici di ascoltarlo e di rivederlo. Non conta niente la voce di un tale che vuol
Ed ecco, abbiamo intercettato con la nostra mongolfiera Enrico Cappelletti che sta andando a Roma. Enrico, raccontaci un po' com'è la situazione adesso energetica del nostro paese. Enrico Cappelletti, deputato del Movimento 5 Stelle. Purtroppo dire che sia drammatica mi pare che sia evidente e sia ben chiaro a tutti. Quello che non è chiaro a tutti sono i motivi per cui siamo arrivati ad una situazione così difficile da gestire e da superare. Facciamo un passo indietro. Nel 2022 l'Italia ha già avuto una crisi drammatica dal punto di vista energetico, che è quella successiva all'avvio della guerra in Ucraina. A seguito di quella situazione, della necessità di trovare altri fornitori per alimentare, diciamo, per continuare a far andare l'economia del paese, è nato il PNRR. Una grossa fetta di PNRR avrebbe dovuto essere utilizzato proprio per investire in efficientamento da una parte e in fonti che rendono il nostro paese autonomo dal punto di vista energetico dall'altro, proprio per riuscire a renderlo più resistente rispetto alle crisi internazionali che si sarebbero potute evidentemente. In questo caso ci troviamo con una situazione drammatica, veramente grave in Iran, ma anche altri tipi di crisi avremmo potuto importare ed era facilmente prevedibile perché era già successo. La Spagna lo ha fatto in maniera veramente radicale, ha investito nelle fonti rinnovabili, ossia nel solare e nell'eolico, raddoppiando la propria capacità energetica in poco più di 4 anni. Cosa vuol dire? Vi do questo dato che è eclatante, l'ha dichiarato il presidente Sanchez, cioè la Spagna solo pochi giorni fa pagava 14 euro il megawattora, è un prezzo all'ingrosso, ma per avere un'idea del costo dell'energia come riferimento, nel momento in cui il nostro paese, l'Italia, pagava l'energia 140 euro il megawattora. Capite qual è l'influenza che può avere la politica sulle bollette degli italiani? Capite che se l'Italia oggi ha le bollette energetiche più care d'Europa e oggi abbiamo la bolletta energetica più cara d'Europa, questo è la conseguenza di un errore politico drammatico, ossia quello di non aver investito nelle fonti più economiche, che sono le rinnovabili, e che ci permettessero di fare un passo in avanti verso l'autonomia energetica come hanno fatto in Spagna. Ma 4 anni fa annunciare che il paese si sarebbe avviato a diventare un hub del gas, vi ricordate la Meloni? Certo. Con quel progetto straordinario di diventare hub del gas, per cui abbiamo chiuso le importazioni di gas dalla Russia, che tra l'altro era anche molto economico, per aprire le importazioni da altri paesi che hanno continuato a vedere il nostro paese rimanere in una situazione di dipendenza energetica. E non è solo un problema di autonomia, attenzione, il gas oggi è la fonte energetica più costosa, quindi ammesso un concesso che ce ne fosse ampia disponibilità, ma è comunque la fonte energetica più costosa da cui deriva il costo dell'energia elettrica. Per cui se abbiamo le bollette di energia elettrica più costose d'Europa è perché produciamo energia dal gas, che è la fonte più costosa ed è anche clima alterante. Insomma, è stato fatto esattamente il contrario di quello che avremmo dovuto fare. Dovevamo investire una fetta importante del PNRR nelle comunità energetiche rinnovabili, nell'autoconsumo, nell'efficientamento, nel sostentamento della nascita di nuovi impianti di fonti rinnovabili, esattamente come hanno fatto in Spagna, per aumentare nel nostro paese la propria indipendenza e autonomia energetica. E abbiamo fatto il contrario. Io in Parlamento ho fatto questo esempio. Se noi siamo dipendenti dal gas russo, non è che scambiando spacciatore andiamo a acquistare gas in Algeria, in Tunisia o nel Qatar, risolviamo il problema della nostra dipendenza. Rimaniamo dipendenti da una parte piuttosto che dall'altra. Poi ci sono anche molte altre cose che non sono molto conosciute, su cui converrebbe anche fermarsi un attimo. Ne cito una. Sapete tutti che non possiamo più importare gas dalla Russia perché c'è l'embargo, perché altrimenti diventerebbe un finanziamento dell'attività della Russia in Ucraina. E io su questo sono anche d'accordo, nel senso che è giusto non foraggiare in questo momento un paese come Russia, considerate le responsabilità che ha. Ma perché l'embargo
non viene elevato anche all'uranio arricchito che importiamo viene dalla Russia. acquistato dalla Russia per quasi la metà delle centrali nucleari che ci sono in Europa. Cioè, perché noi dobbiamo rinunciare, giustamente, per carità, all'acquisto del gas russo e in Europa il nostro paese, il nostro governo non ha detto nulla rispetto a tutti gli altri paesi che continuano serenamente e tranquillamente ad acquistare l'uranio per le loro centrali nucleari dalla Russia. E perché gli acquisti di uranio arricchito non vanno a finanziare una guerra? Esatto. Senza contare che nel momento in cui spostiamo le importazioni dalla Russia agli Stati Uniti, il costo del gas ci aumenta per 5 volte tanto. Ma non è che anche noi compriamo, adesso non so se il gas o qualche altra cosa, da una nazione che a sua volta loro l'hanno comprata dalla Russia? Ah beh, questo è anche possibile per il petrolio più che per il esatto. gas. Sicuramente è già stato acquistato petrolio dalla Russia e questo è anche conosciuto, insomma, è risaputo. Sicuramente è una condotta che c'è un errore alla base. Qui il problema non è trovare una nuova rotta, un nuovo paese dove importare fonti fossili. Qui il problema è che dobbiamo prendere atto che in un mondo turbolento come quello nostro malgrado in cui ci troviamo a vivere in questi tempi, dobbiamo aumentare l'autonomia energetica del nostro paese e dobbiamo convertire la produzione di energia in quelle fonti che costano meno, perché se noi avessimo fatto quello che ha fatto la Spagna, oggi avremmo l'energia in Italia che costerebbe 10 volte di meno. E attenzione, qualcuno mi obietta il fatto che in Spagna esiste una centrale produzione nucleare. residuale di nucleare. Attenzione, la Spagna aveva 7 centrali nucleari, 2 le ha già chiuse e 5 le chiuderà da qui al 2035. Se la Spagna oggi riesce a ridurre e ha ridotto il costo dell'energia in maniera così rilevante è perché ha introdotto nel mix energetico delle fonti energetiche che costano poco. E le fonti energetiche che costano poco non è il nucleare, costa moltissimo, almeno fin tanto che gli impianti non sono stati ammortizzati, vuol dire dopo 20-30 anni dalla loro realizzazione, quindi dopo 50 anni se vogliamo realizzarli in Italia. Senza considerare poi i rifiuti del nucleare che genera. Senza considerare i rifiuti del nucleare. Solo in Francia ho visto recentemente un piano per la realizzazione del deposito unico delle scorie, quello che dovrebbe essere diciamo risolutivo, diciamo così, con costi di decine di miliardi di euro che non vengono considerati certo nella formulazione delle bollette. Se poi andiamo a vedere nelle bollette, in Francia è vero, l'energia costa meno rispetto all'Italia, sì, ma hanno poi il 50% di tasse sulle bollette inferiori rispetto all'Italia. Cominciamo a togliere anche noi le accise e le tasse sulle bollette e poi chiaramente avremo bollette che si avvicinano di più a quelle spagnole e quelle francesi. Enrico, la situazione adesso del Golfo, com'è e questo ultimatum che scade fra poco di Donald Trump, cosa può creare? La situazione è molto molto preoccupante. Probabilmente facciamo fatica a ricordare un momento così critico di tensione internazionale, sicuramente nella storia recente. Questa è una guerra illegale, diciamolo. Questo dell'aggressione da parte di Israele e da parte degli Stati Uniti nei confronti dell'Iran è stata un'aggressione che ha violato il diritto internazionale, è un'aggressione quindi che non riguarda il nostro paese se non per i danni indiretti che questa situazione sta comportando anche al nostro paese, all'economia del nostro paese, ma attenzione, non è faccio solo una questione economica, ma legato ai problemi economici dell'Italia ci sono anche i servizi sociali, quindi è anche un problema economico e sociale per l'Italia, perché sicuramente da questa situazione di crisi il nostro paese non ha nulla da guadagnare, ma ha tutto da perdere. Noi, a differenza degli Stati Uniti, non siamo grandi produttori di petrolio, per cui da un aumento dei costi generalizzato dei prodotti
petroliferi, considerato che li importiamo nella loro interezza, abbiamo solo da rimetterci, a differenza degli Stati Uniti e a differenza della Russia. Attenzione, noi, in questo momento abbiamo un grosso problema energetico legato al fatto che il nostro paese non ha fatto un solo passo in avanti ormai da anni verso l'autonomia energetica. Quindi siamo dipendenti dall'estero. Ma siamo dipendenti anche dall'importazione del gas, che in questo momento sta aumentando sui mercati internazionali e diventerà sempre più difficile quindi ripristinare le scorte. Nell'ultimo decreto energia che è stato fatto dal governo c'è una previsione, è contenuta nell'articolo 9, che è inquietante considerata la situazione. Perché inquietante? Perché prevede che il nostro paese, per far cassa, vada a vendere lo stock di gas accumulato nei serbatoi per contrastare le situazioni di crisi e di tensione come quelle in cui stiamo vivendo. Questo è una Che sono scommessa quei che fa il governo. serbatoi, i depositi di gas a Livorno sull'Alto Adriatico, sono questi? Sì, anche in Sicilia. Ah, Sì, sono degli stock che vengono riempiti ogni anno, ovviamente nella bella stagione, in considerazione del fatto che prima, poi sappiamo, arriva l'autunno, arriva l'inverno, e quindi bisogna avere delle scorte per essere preparati ad affrontare la stagione invernale. In una situazione normale, visto che sono stati acquistati a poco, venduti a molto, questa non sarebbe né più né meno che una manovra finanziaria. In una situazione drammatica come quella che stiamo vivendo, chiaramente io l'ho proprio detto in Parlamento, chi ha deciso di procedere con una operazione così folle se ne assumerà la responsabilità, perché potrebbe andare bene, ma se questa situazione di difficoltà nell'approvvigionamento di gas dovesse continuare a protrarsi con aumento continuativo anche dei costi, diventerà un bagno di sangue che si aggiunge al precedente. Dopodiché noi crediamo che il nostro governo, ma non solo il governo italiano, tutti i governi europei dovrebbero prendere posizione immediatamente per scongiurare il fatto che le minacce del presidente Trump possono avere poi possono essere concretizzate. Io credo che come Paese, come governo, dovremmo fare la nostra parte nei confronti degli altri leader europei, perché l'Italia e l'Europa che sono afone, proprio senza voce, e rischiano di perdere autorevolezza, ormai l'hanno già persa, ma anche legittimità, dovrebbero avere un sussulto noi siamo alla fine, siamo noi un punto di riferimento anche a livello internazionale per quanto riguarda il diritto internazionale, e che ci sia una voce a livello nazionale e a livello europeo per richiamare tutte le parti alla necessità di rispettare il diritto internazionale, di avviare una tregua e di sospendere ritirare questa minaccia che sappiamo quanto potrebbe essere devastante, non solo per l'area coinvolta dalla crisi, ma per il mondo intero, perché qui stiamo evocando nuovamente la possibilità di utilizzare ordigni nucleari. Io questo pensavo veramente che potesse essere un capitolo chiuso dalla storia. Prendiamone atto tutti che è un rischio che può sempre presentarsi. È veramente importante che il nostro governo prenda una posizione netta di condanna rispetto a queste dichiarazioni,
e faccia la sua parte perché questa condanna possa essere unitaria a livello dell'Unione Europea. Ecco, noi abbiamo solo da perdere da questa situazione di crisi. Anche perché, Quindi sì, dico dovremmo farci anche perché sto governo se va avanti così perde pezzi, poi i consensi con crisi energetica. Fino adesso chi ha veramente fatto affari d'oro in questa situazione sono da una parte tutta l'industria bellica, Vabbè, certo. che è ben rappresentata, perché sapete che ai vertici del Ministero della Difesa siede il ministro Crosetto, che a suo recente passato di lavoro faceva il lobbista proprio per la vendita delle armi italiane in tutto il mondo. E così come anche il settore energetico, che ha registrato dei guadagni straordinari in un momento di difficoltà straordinaria come quello che stiamo vivendo. Considerare che chi ha maggiormente goduto di profitti proprio da queste situazioni di oggettive difficoltà che ci sono a livello internazionale dovrebbe probabilmente fare uno sforzo maggiore in questo momento. Noi sosteniamo appunto la necessità di introdurre una tassa sugli extra profitti, in particolare in questi due settori che hanno prodotto veramente dei guadagni stratosferici negli ultimi anni e che in questo momento potrebbero dare un piccolo contributo per alleviare invece le situazioni di chi in questo momento le difficoltà le sta affrontando tutte. Certo. Va bene Enrico, grazie mille per il tuo intervento, ci sentiremo più avanti, buon lavoro e avanti forza tutta. Grazie a tutti voi e speriamo veramente che la ragione alla fine prevalga nel governo italiano, europeo e soprattutto quello americano. Bene, grazie. Va bene Enrico, grazie per questa presa al volo per la questione energetica, ci sentiremo più avanti, noi proseguiamo con la nostra mongolfiera. Ciao, grazie mille, buon lavoro. Grazie a tutti voi. Adentro di Andrea Rana, e Andrea Rana è qui con noi adesso ospite. Ciao Andrea. Un attimo il microfono è spento, eccolo qua, adesso vi ho riacceso. Oggi è così. Ciao, buonasera a tutti. Allora, con noi non c'è solo Andrea con la nostra navicella, ma è tornato a trovarci Omar. Ciao Omar, Omar Reno 50. È da tanto che, da 2 stagioni che... Come va? Come state? Guarda, sempre in giro, pezzo. sempre in giro.
Allora, giro, bravi. sì, Omar, lascio a te, Andrea, è tutto tuo per quei nuovi brani che anche questo Adentro che abbiamo ascoltato uscirà nel disco, no? Come sentivo prima, il 20 fra un 15 giorni. E cosa abbiamo, Omar? Allora, Addentro è un interessante brano musicale composto da Andrea Rana, che in giovane età si trovava dalle parti ispaniche e si è improvvisato, non lo so, un po' nella sua introspezione, diciamo, no? Quindi dando proprio questo titolo suggestivo. E, è un brano praticamente al piano, giusto Andrea? Sì, Che consumato da in qualche me. modo evoca emozioni più interiori, più così introverse del nostro qua cantautore artista. E quindi siamo contenti di averlo qui oggi perché è una produzione che sarà inedita insieme ad altri brani. Oggi ne ascolteremo alcuni, altri sono ancora coperti no, dal segreto della prima, però siamo contenti di avere qui questo pezzo bellissimo, fra l'altro, che conosco molto bene perché in qualche modo me l'hai fatto sentire tantissime volte, l'abbiamo commentato, sviscerato, analizzato, ne abbiamo colto il DNA e io mi sono permesso, in veste un po' di artista, o meglio di suggeritore creativo, di coinvolgere anche Adam 50 per fare la copertina di questa cover, di questo pezzo unico che è entrato in circolazione. Quanti anni ha questo pezzo, Andrea? È del 2003, se non ricordo male. Guarda, più di 20 anni, diciamo, perché eri ragazzino quando l'hai pensato, quando l'hai proposto. Sì, Quindi quindi è un adesso bellissimo brano. che cosa uscirà adesso di preciso? Allora, il 14 aprile uscirà Adentro e un altro brano, e poi contemporaneamente uscirà un altro singolo. Ancora sono tutti brani, diciamo, di qualche anno fa, che hanno cambiato editore e distributore, e quindi usciranno ecco, con questa nuova veste, anche se non sono brani inediti. Ah, ok. E Adentro però, ecco, la particolarità non è mai stato pubblicato, a differenza dell'altro brano che uscirà, che è stato distribuito inizialmente nel 2018, Adentro non è mai stato pubblicato. Era uscito solo no, non un video, comunque avevamo accompagnato la copertina che ha curato Adam 50, l'abbiamo fatto uscire su YouTube, però digitalmente. Copertina che la vediamo adesso, che la sto inserendo adesso, che quindi è visibile, eccola qua. E quindi una nuova, cioè abbiamo cambiato aria, insomma, una nuova produzione. E cosa ci si aspetta da questa nuova produzione? Di avere un pochino di più risalto, no? Suppongo. Ma allora, mi ha sorpreso. Allora, tutto è nato perché ho dato in edizione un mio brano in versione spagnola a questa casa editrice messicana e devo dire sorprendentemente sta lavorando molto bene, a differenza di quella precedente. E allora ci siamo sentiti, mi ha detto: ma tu non hai altri brani che non hanno editore? Ho detto: guarda, do un attimo un'occhiata tra i brani che ho depositato e c'erano questi che non avevano editore, e allora abbiamo pensato di farli uscire. Quindi abbiamo Nella tua mente, che è un brano dove c'è anche Omar che recita all'interno del videoclip, no? E Sì, abbiamo te l'ho questo. detto, io sono qua in veste di artista oggi. Sì, ma in effetti sulla tua scheda ti ho scritto insegnante artista. Allora, sì, Nella tua mente è un altro bellissimo brano, anche questo di quale anno? Stiamo parlando 2015. 2015, esatto.
dove con Andrea abbiamo invece collaborato non solo sulla copertina ma anche sul videoclip di presentazione. La copertina è stata voluta e pensata per ricordare un po' gli anni '80, perché il brano echeggiava un po' il vinile e quindi i simbolismi che le prime icone del computer, dell'IBM, eccetera, portavano in voga in quel tempo, no? E abbiamo voluto un po' ricordare questa cosa come un'espressione proprio grafica di quello che c'è nella mente di tutti, quindi con un linguaggio universale che è, il disegno, ovviamente, cercare di portare così alla mente di chi guardava la copertina e ascoltava il brano quello che poteva passare in mente, proprio come la canzone suggeriva. In questa seconda copertina, molto più grafica, quasi stilizzata rispetto all'altra che è un'immagine più fotografica e ha un ambiente più naturale. Questa è molto più Cioè, tu parli una della copertina di discoteca, se vuoi, Adentro. no? I colori artefatti, i bordi rimaneggiati. Sì, sì, E poi proprio è anni molto più 70 simbolica. sembrano. Come? Sembra appunto anni 70-80 la Sì, anni copertina, è proprio... 70-80, ricorda un po', proprio volevamo evocare un po' l'idea del vintage, no? Quindi di riscoprire un po' qualcosa che a noi ricordava un periodo specifico del nostro percorso di background musicale e anche artistico, ma anche di vita, da una parte, dall'altra riportarlo così in una chiave un po' moderna con colori un pochino più attualizzati, ecco, tutto qua. E quindi è nata questa seconda copertina così. Sì. Allora Andrea, quindi appunto questa nuova casa discografica messicana si sta dando da fare in pratica, no? Sì, ripeto, sorprendentemente perché allora la canzone era uscita in precedenza con un'altra etichetta, sempre messicana, ma vabbè, è un discorso che preferirei evitare perché è stato un po' insomma, complicato. certo. E invece, ripeto, questa si chiama Abaco, questa etichetta, a parte che sono molto presenti, nonostante magari difficoltà linguistiche, o comunque ci si sente tramite mail e c'è un continuo scambio con loro. E poi, ecco, ripeto, stanno lavorando bene perché sembra che comunque i prodotti, comunque le canzoni che distribuiscono, sembra che realmente interessino anche a loro, non sia solo per fare numero, per fare catalogo. Ma quindi viene distribuito anche in Messico i tuoi brani? Sì, sì. Ho guardato tra l'altro sul sito della SIAE, perché comunque fa vedere le varie zone nelle quali viene riprodotto il brano e tutto quanto, e non è tanto il Messico, visto che in Spagna. Il brano che ho fatto appunto in spagnolo insomma, sta girando abbastanza lì, quindi niente. Ho pensato, grazie. Ho pensato fosse appunto una cosa, visto che i brani alcuni erano lì a far nulla, a ritirarli fuori, dargli una nuova vita, insomma. Sì. Nella tua mente è girata a Pavia, a Parma? Sì, no, Pavia. Pavia. Ho visto alcuni scorci. Ascolta, dopo ho scelto Adentro, dopo ho scelto il brano Mani Man, che è in dialetto lombardo, suppongo, no? Dialetto lodigiano, è un brano appena uscito cioè 3 lodigiano. settimane fa circa. Sì. E è molto bello, interessante, anche perché questo ritrovo, no? Ritorno al folk, al brano del dialetto, insomma, e anche il video è bello intenso, cioè ci sta benissimo, no? Tra musica e video. Grazie.
I- È stato casuale ah, il brano, perché sinceramente non avrei mai pensato di cantare in dialetto. È nato così dopo una serata in un borgo vicino a Cremona. Non lo so, ho iniziato a pensare a luoghi che erano un qua siamo a po'... Cremona. Sì, nel senso, è nato tutto da lì. Da una Mhm, serata ero ospite ad un festival mhm. e ho iniziato un po' a pensare a quei luoghi che sembrano un po', oltre che essere cambiati e spariti nel tempo. E da lì è poi iniziato tutto, non so che ragionamento mi ha portato a fare il brano in dialetto lodigiano, ma ecco, non è stata una cosa preconfezionata, è nato così. Sì, sì, Anzi, inizialmente ho provato a dargli anche un testo in italiano, ma non funzionava, almeno secondo me. No, esatto, È la secondo me è la famosa ispirazione. Sì, Quello che arriva devi prendere. sì, E sì, e poi la lingua quindi dialettale è veramente no, magica ma è perché passa magica, senza sì. filtro, no? Sì, ma poi anche con questa immagine scura del bianco e nero, che poi dopo arrivano anche i colori, cioè questo in pratica sono i ricordi, suppongo, e questo bianco e nero colore che va con il dialetto, secondo me si sposa benissimo. e anche lì è nato Ah, casualmente perché inizialmente i progetti erano differenti, infatti Omar lo sa. Poi insomma ho deciso di virare e di farlo da solo, il videoclip, e quindi tramite l'utilizzo dell'intelligenza artificiale ci ho lavorato un pochino e me lo sono fatto da solo. sì. No, bene, bravo, complimenti, perché secondo me è bello, bellissimo, insomma. Grazie. Dopo, quando chiudiamo, lo ascolteremo. Ehm, vabbè, allora, riesci a fare delle serate, riuscite, visto che dicevi che eri a Cremona per dei festival, dei concerti, l'area della Bassa Lombarda, diciamo, che dà opportunità Allora, io sono onestamente fuori del dal giro. giro live da un Mm, po' di anni, ma perché ho avuto anni fa dei problemi di salute, quindi mhm, vabbè. Faccio delle apparizioni, ma non vere serate, magari vado a cantare un brano o due quando mi invitano da qualche parte, però veri live di un paio d'ore è da tanti anni che non ne faccio più. mhm. Vabbè, E insomma, spero, ecco, quest'estate dovrei appunto andare ancora a questo festival. Non mi ricordo più in quale paese sia, adesso mi sfugge, comunque beh, lì in zona Cremona, e poi si spera che a settembre si riesca a fare qualcosa qua nell'Odigiano, adesso vediamo un attimo. Mi hanno accennato qualcosa qualche giorno fa. va bene, magari no, Omar con qualche mostra e qualche canzone. Allora, quando Adam 50 presenta qualche suo brano, inevitabilmente mettiamo nello screen canzoni di Andrea Rana perché ci accompagnano ormai nel DNA. L'ultima manifestazione che ha fatto Adam, che è qui presente con noi, ciao Adam, è stata Si è a collegato? Lille qualche mese fa. Tra novembre e dicembre ha fatto una bellissima mostra dal tema religioso legata a un ordine religioso cattolico ecumenico, quindi ha presentato alcuni pezzi particolari, tutti in vetro ovviamente, dove alcuni elementi per la religione che non sono contemplati sono stati in qualche modo evitati, tolti o comunque camuffati. E questo è stato molto interessante, rivisitare un po' quella che è la nostra cultura prettamente italiana, no? Perché fa parte ormai del nostro vissuto in una chiave più così, non so come dire, più nordica forse, non lo so, più sincretica, ecco, sicuramente. Attiva il microfono, Adam, perché non ti sentiamo. Così l'hai tolto? Prova?
ciao a tutti. Ecco, ciao Mi Adam. sentite? Sì, sì, ti sentiamo. Benvenuto. Benvenuto. Buonasera a tutti. Grazie. Sì, Sì. allora è stata un'esperienza bellissima e tra l'altro mi accompagnava nella mostra le canzoni di Andrea Rana, perché con lui abbiamo fatto tantissime videoclip di tanti suoi dischi, insomma di tanti suoi brani nel mio Sì, laboratorio, c'è nella anche mia quello del azienda. miele, no? Quel mi pare, quello api e miele, una cosa del genere, se non sbaglio. Abbiamo fatto No, con il vetro, Un'altra vita era il brano un'altra un'altra vita, del vita, laboratorio. esatto, esatto, dove c'era il laboratorio in primo piano, poi esatto. quell'altro con il signore Peo, come si chiamava? Quella Bye Il Bye. signore Nando, ci vuole un brivido, sì? Ci vuole un brivido. Il signor Nando, sì. Quel video è stato fantastico perché portava dall'infanzia all'età adultissima, diciamo, all'âge, in qualche secondo, molto interessante. Quindi ovunque, insomma, ci accompagnano i brani di Andrea. Insomma, anche in quell'occasione, in quella mostra in Francia che ho fatto appunto nel periodo natalizio, come diceva Omar, ho presentato queste opere in vetro riciclato e riciclabile, raffiguranti la Maddalena o comunque personaggi che magari non sono molto noti o visti spesso in chiave molto moderna, insomma. E ho rappresentato anche l'Eden, quindi l'Adamo, quindi dei personaggi che poco si vedono o si conoscono. Questo ha fatto del mio lavoro, insomma, cioè di questa esposizione un successo, insomma, che insomma è arrivato anche. Sono arrivate persone dall'Australia, da Chicago, da San Francisco, tant'è che ho avuto insomma dei buoni risultati anche nelle vendite, quindi Sì, sono molto insomma, avete creato una sinergia tra, no, tra Tra le musica, varie arti. esatto. arte, certo, recitazione. Mm. E quindi Sì, perché sì. in questa mostra avevi fatto fra l'altro un'installazione sensoriale dove le persone dovevano entrare a contatto con il suono e con il tatto. E quindi c'erano questi pezzi di vetro sul pavimento, quindi quando si camminava c'erano questi rumori, insomma, che portavano a qualcosa di crepitio, no? Di calpestio, eccetera, che dovevano evocare, insomma, ambientazioni di Eden piuttosto apocalittici, insomma, qualcosa di questo genere. È stato molto carino, devo dire, suggestivo, sì. E Andrea sì, ci accompagnava con diversi brani. Ricordo che erano sempre messi in questi videoclip, in queste, come si dice, in questi grandi proiettori, insomma, in questi grandi schermi che c'erano in alcune zone dell'esposizione. E quindi sì, dobbiamo tornare a farne qualcuno di nuovo, Andrea? Sicuramente è un'esperienza diversa che farselo a casa con l'IA, cioè, perché comunque cioè, porti poi tutti i ricordi legati all'esperienza, cioè è bello rivedere dopo un po' di anni quello che è stato creato insieme. Volevo dire una cosa solo perché mi ha fatto venire in mente Adam, prima Sì. dunque noi abitiamo a 15 km circa, ma l'ultima volta che l'ho visto ci siamo beccati in Puglia perché stava presentando una sua opera a Specchia, era, se non ricordo male. Alessano, nella via Alessano. Quindi per dire, abitiamo qua ma ci siamo visti in Puglia. Sì, sì, è vero. Ad Alessano ho presentato un'opera sul percorso della pace di Don Tonino Bello. Quindi Esatto. un ufficio del Vaticano mi aveva commissionato un'opera su questo percorso che accompagnava quindi i fedeli, pellegrini sulla tomba di questo
beato, insomma, perché era dovevano beatificarlo Sì. appunto in periodo, quell'occasione, e questa scultura appunto era stata presentata nel periodo dove tu avevi fatto poi un video, no? Sì, In beh, quel io vado in periodo vado in vacanza quasi tutti gli anni in Puglia e ero lì proprio a 15 minuti da te, sì, da Alessano. Eravamo proprio vicini. Siamo quindi incrociati anche in quell'occasione. Quindi, Sì. Va bene, insomma, beh, sì, no, volevo dire che Andrea, è il caso di dire che tu con loro sei coperto al 100%? Perché Adam 50, Remo 50, esatto. sei coperto al 100%. Direi proprio di sì. L'abbiamo capita tutti adesso. Bravo. Va bene, No, ascoltate. io li Sì. ringrazio davvero perché sono sempre stati al mio fianco, quindi Sì. sono veramente stato fortunato. Bene, dai, quando Sei avete bravo. altre nuove proposte, nuovi brani, sì, sono belli i brani. Prima dicevo anche a Rossella che sono belli. Sono belli anche i video, cioè vederlo e ascoltare è bello, insomma. Va bene, allora Grazie adesso mille. vi saluto, ci ascoltiamo questo Maniman, come si pronuncia? Maniman. Maniman, ok. Sì, Maniman. E complimenti a tutti qua, gli artisti, musicisti, attori, pittori. E prestati all'arte per un attimo, diciamo, effimeri. Va bene, alle prossime, grazie mille. Ciao ragazzi, Grazie è a stato un tutti. piacere rivedervi, in bocca al lupo. Grazie ancora, ciao a tutti. Ciao. Me se ricordi il mondo piccinin, bastava niente per far battere il cuore. Ogni giornata era un po' diversa e domani alla finestra mi guardava de lontano. Sabe tutta la calera sberlata, profonde net e strassi dappertutto. La radio la suonavamo la goggi e mia mamma la cantava le parole manima. Quando arrivava l'inverno con la sua camisa bianca a portare qualcosa in cammino e poi arrivava il caldone come padre mudande in giro per casa a cercare un po' di fresco. Mi cantavi già il dì di festa era il dì dei nonni, anche quando te ne che vivevano. Se te che amo da cresminga te pensi che tutti quei momenti un dì saranno come loro. E quando arrivava l'inverno era un mondo in bianco e nero, ma per me era colori. E poi arrivava il caldone quando era messo in bicicletta e tutto il tempo a moda ciapà. Il tempo è il volerà, parapai, 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 pai, pai.
Tante dismiss, de druai, ti metti in un cassette della memoria e poi diventano una storia da quinta su mani mani. Parapai, 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 pai, pai, parapai, 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 Mani Man di Andrea Rana, l'abbiamo visto e anche ascoltato, un bel video e una bella canzone. E adesso, Rossella, chi abbiamo come ospiti? Abbiamo i nostri perseghi. Buonasera Davide e Roberto. Non so se Roberto se è riuscito a collegarsi. Adesso vi ho acceso il microfono, prima non era acceso, ma comunque ho parlato sempre solo io. E allora, questo nuovo programma che sta Eccolo un qua. po', ecco qua, è arrivato anche È salito Roberto. anche Roberto a bordo. Ciao a tutti. Ciao Roberto. Ciao Roberto. Allora, Davide, stiamo prendendo piede con questo nuovo programma che va in onda il mercoledì dalle 18. Beh sì, abbiamo iniziato con diversi ospiti, devo dire anche molto interessanti. È un programma un po' diverso rispetto al Giro del Mondo in 80 giorni, però, come dire, arricchisce l'offerta culturale del canale YouTube di Bravo. Radio Nostra. Grazie per il culturale. Esatto. Ecco, è diciamo un modo un po' diverso, un programma un po' diverso, però è interessante secondo me il fatto di avere a disposizione, come dire, di poter fare una chiacchierata magari con alcuni esponenti politici che di solito magari sfuggono un po', no, come dire, al cittadino, alla quotidianità. Invece abbiamo questa mezz'oretta, diciamo, in cui si fa una chiacchierata con questi personaggi per conoscere sia quello che stanno facendo da un punto di vista lavorativo, ma anche per conoscerli un po' meglio anche da un punto di vista umano, no? Perché alla fine, non so, io da queste prime chiacchierate mi sono portato anche un po' questo, nel senso che al di là del politico, del lavoro che sta facendo nell'ambito, diciamo, nel quale è stato eletto, è interessante anche vedere un po' come ragiona, un po' il dietro le quinte, raccontare anche un po' la personalità proprio di questi appunto politici che vengono a trovarci una volta a settimana. Le sai proprio tutte, oh. Chi abbiamo avuto fino adesso, Davide? Beh, siamo partiti col botto con Carlo Cunegato e con diversi altri consiglieri comunali, insomma c'è stato Montanariello, c'è stata la Sambo, e poi c'è stato un esponente della lotta ambientale Caorlese, volevo dire. Mercoledì scorso Marco Favaro, e poi domani ci sarà, io direi un ospite a sorpresa, non annunciamola, No, ma domani c'è il annunciamolo pure, dai. il nome grosso secondo me, o no? Cosa dici? Sì, beh. No. Ma grosso, ma quanto grosso? Beh, insomma, di spessore, insomma, nel senso che ha ricoperto incarichi, direi abbastanza prestigiosi, una carriera politica di insomma, tutti importante. I livelli, insomma, essendo anche giovane. È molto Quindi, giovane, ma ha iniziato. Vedo, stiamo virando verso l'indovinello. No, vabbè, ma lo possiamo anche dire perché c'è chi ci ascolta già quando siamo già registrati, già il giorno dopo 2 giorni, dopo 3 giorni, quindi possiamo dirlo, anzi direi così di fare, alla fine di ogni puntata del Giro del Mondo 80 giorni ci metto il link, la finestrella del Perseghi, che dite? Beh, è una bella idea. Ma è venuta adesso così. Evidentemente allora. Questa ispirazione. Sì, esatto. Allora, diciamo chi ci abbiamo domani. Sì, domani abbiamo Deborah Serracchiani, che è stata, esatto, che è segreteria del PD, europarlamentare, deputata, presidente della regione Friuli Venezia Giulia, no?
Sì, Quindi responsabile anche della giustizia della segreteria del PD. sì, insomma, E... un Sì, un personaggio, insomma, Vabbè, di rilievo nella posso politica chiedervi di italiana. farle 2 domande da parte mia? Dici? Allora, una domanda è se cucina, perché Mm, io distingo il mondo in persone che cucinano, quindi sono persone che vanno bene, e persone che non cucinano, sono persone che non vanno mm. bene. E dopo? E dopo se porta i tacchi. Ah, non credo che porti i no, sì, tacchi, io lo no. vedo sempre con le Ah. scarpette Te basse. lo già E dico io. com'è la divisione sui tacchi invece? Tra chi li porta e chi non li porta? Fra chi è capace di vivere sui trampoli e chi non ha ancora imparato come la sottoscritta. Quindi, quindi la mia più sconfinata ammirazione per chi è capace di avere un lavoro impegnativo, come può essere quella di un politico, di una politica, e contemporaneamente sta sui trampoli. Ecco, per cui Va bene, vediamo se abbiamo il tempo, glielo chiederemo. E quindi appuntamento il mercoledì domani, mercoledì o stanotte o fra poco, in base a chi ascolta l'orario del Giro del Mondo in 80 giorni, con Deborah Serracchiani a Perseghi. Va bene? Grazie Gian. Grazie, Rossella. grazie a voi, Perseghi, grazie a voi cui e mando grazie al nostro adesso imbattibile regista. l'audio, metto la sigla del Perseghi, quella corta. Perché oltre a essere un regista è uno sfornatore di sigle. Sì, e di battute. Perseghi Nonché sul filo battute dell'onda, che capisce solo Radio lui, Nostra vabbè. che accende la E quindi sonda. particolarmente pregiate, battute pregiate, nonché guidatori di mongolfiere. Esatto. Va Va bene, bene. ci stiamo parlando sopra la sigla, andiamo. Fa domande che pungono quasi. Roberto lancia, sorride, scava sotto le frasi tranquille. E alla regia c'è Gianluigi che sorveglia i respiri e i litigi. Un pulsante silenzio sospeso, un sorriso ed è fuoco acceso. Perseghi, metti a nudo la politica, dolce come la polpa, critica duro come il suo nocciolo. Perseghi, che ti prende per la giacca, ti fa ridere e poi spiazza qui su Radio Nostra. Eccoci. Avete ascoltato Il Giro del Mondo in 80 giorni, a cura di Radio Nostra, in studio Rossella, Gianluigi, una produzione dell'Associazione La Rete. Vi aspettiamo. A martedì prossimo. Bene, da sigla a sigla ho messo adesso la sigla nostra, che siamo in chiusura. Abbiamo avuto un po' di problemi con le linee, ma riaggiustiamo sempre tutto. Rossella, grazie per i tuoi interventi e per essere stata con noi nel cestello. Grazie a te per aver manovrato la mongolfiera in modo così accorto. Grazie a Davide e a Roberto, perché ex stagisti, ora ospiti. Grazie a te. Grazie a voi dell'invito. E soprattutto grazie a tutte le persone che ci ascoltano, ci hanno ascoltato, Esatto. ci ascolteranno. E iscrivetevi anche al canale YouTube di Radio Nostra e ascoltate Perseghi il mercoledì, dal mercoledì diciamo al mercoledì successivo, ma ascoltate anche le puntate precedenti che sono sempre valide, che non hanno tempo. Perseghi, un programma che non ha tempo, bello, no? Come... Va bene, Ciao a ciao a tutti. tutti.